Presidente accompagnatore Enrico Draghieri. Colle in Treviso con il numero 1 Lorenzo Pagliari. Numero 2 Elia Mazzola. Numero 3 Giacomo Pinna. Numero 4 Andrea Caligari. Numero 5 Mirko Trassona. Numero 6 Gabriele Sartor.
Infrazione rete di Poli Treviso, punto video Piacenza.
Ricordiamo che la gara di finale si giocherà al meglio dei 3 set e subito a seguire ci saranno le premiazioni. Si va a trovare in preparato con il televiso punto, quindi a Piacenza. Uno.
Garcés. Chiude il cambio coach Verona e rientra con il numero 87 Giulio Corbino.
la voleva mettere su quel tavolino là che c'è quello. Claudio Palinelli, per favore, si può venire qui. E iniziamo con il chiamare la squadra numero 24 a disporsi in campo, quindi chiamerei qui con noi la STS Volley Bolzano. Ragazzi, aspettate un attimo a salire qui. Un secondo, aspettate che li chiamiamo noi. Montesi, Pietro. E poi è il momento del bus italiano. E poi è il momento del lavoro e schino torno vicino. Per favore liberate il passaggio per il minore, grazie. E poi il momento del lavoro
poi pallavolo Gonzaga, Grazie. Ci sentiamo. Chioe Padova, Desio Le Brianza, pallavolo Cinone Arco Rima, Energy Volley Parma, Colombo Genova, Lupe Volley Acerra, Savini Castelfredete, Ditas Trentino Volley, Viper Banca Modena Volley, Gas 6 Piacenza, e poi Volley Treviso.
sarà velocissimo perché so che dopo dobbiamo rientrare. Che dire, grazie veramente a tutti, grazie a chi ha iniziato il torneo, che ha avuto l'idea, quindi parto dal fautore, dall'ideatore di tutto questo, Simone Cappelletto, grazie perché se oggi abbiamo oggi 24 squadre, un torneo under 13 in cui tutti vogliono partecipare, questo non può che riempirci di onore e d'orgoglio, dobbiamo dare tutto a questa idea iniziale. Un grazie a tutto lo staff, a tutti coloro che dedicano tempo, risorse per questi 2 giorni in cui vediamo 200 ragazzi divertirsi e che ci trasferiscono la loro energia, la loro spensieratezza. Il risultato certo rimarrà nella storia chi l'ha vinto, ma la vera vittoria di tutti questi ragazzi, dei loro genitori e delle società che li hanno accompagnati in questa giornata. Grazie agli sponsor ovviamente, grazie agli enti che ci hanno prestato le loro strutture, che si sono resi disponibili, e un grazie anche a tutte le società che hanno collaborato con noi con l'organizzazione di questo torneo. Grazie al Presidente Marimolo. E ci rivediamo, spero, l'anno prossimo con lo stesso entusiasmo, con la stessa energia, per condividere una 2 giorni di pallavolo, 2 giorni di principi sani come devono essere quelli che abbiamo visto oggi in campo. Grazie ancora e all'anno prossimo. Grazie al Presidente Marimolo. Lascerei la parola velocemente al Vicepresidente di Volley Treviso Michele Conti, che è qui in duplice veste perché è anche il Presidente della FIPA Comitato Territoriale Treviso Belluno. Buongiorno. Io spiazzo sempre lo speaker di solito, no? Allora, intanto vorrei i piedi 5 ragazzi che mercoledì a Caule hanno conquistato il titolo di volley S3 e vorrei un applauso per questi ragazzi che è una settimana che li abbiamo qui in Veneto. Grazie a questo soggiorno in Veneto, sia stato bello per voi e complimenti. Qui sono Lorenzo Iacchini, Lorenzo Fazio, Tadele Balestra, Andrea Sobrero e Andrea Spinella. Un applauso. Poi volevo esternare assieme a Simone la gioia di qualche mese fa quando ci ha comunicato che qualcuno faceva dei sacrifici importanti per essere con noi. In piedi a Cagliari e grazie a Cagliari, prima volta che ospitiamo Cagliari qui a Treviso. Bravi ragazzi, grazie Sardegna, grazie Cagliari. E spendo ancora 30 secondi, scusate se vi giro le spalle, perché abbiamo cominciato a fine agosto, primi di settembre, no? Allora sembrava che domenica scorsa finalmente fosse calata la saracinesca sulle gare ufficiali agonistiche. No, Simone ci fa fare ancora quell'ultimo metro, però è una gioia vedere voi ragazzi che ci riempie veramente il cuore. Grazie Under 13 e forza volley Under 13 maschile. Grazie al Presidente Michele Conti. Ringraziamo nuovamente quindi le società che si sono attivate per l'organizzazione di questo torneo. GS Capocroce, Cosmos Volley, Napoli Sportiva Casale, Poli Sportiva Casale, Olimpo Volley e Volley Vogliano. Ringraziamo anche
premiazione di Bruno Favaretto, squadra numero 19. Un applauso per il Cosmos Valley. E la prossima premiazione sarà tenuta da Claudio Paniel, presidente della società che ha collaborato alla realizzazione di questo torneo Volley Olimpo, che consegna la coppa e le medaglie all'Inghita Grosseto.
Complimenti alla Virtus Volley Fano. Ricordiamo ancora una volta che dai prossimi giorni nelle pagine social di Volley Treviso, l'account Instagram e la pagina Facebook, troverete le foto ufficiali di queste premiazioni e delle finali.
E chiamerei il vicepresidente di Volley Treviso per premiare la squadra alla posizione numero 8. Facciamo un applauso alla Colombo Genova.
Grazie a Simone